circuito di Singapore, 5.073 metri, 61 giri durante la percorrenza del Gran Premio, ma soprattutto 16 curve molto impegnative e una chicane. Siamo nella sequenza di curve dopo il rettilineo, non bisogna arrivare in ritardo di linea proprio per evitare di avere ritardi nella percorrenza della curva. Piega a destra molto lunghe e impegnative, in questo caso bisogna avvicinarsi al cordolo esterno ma non toccarlo in fase di accelerazione. Un dritto velocissimo dove si scarica la settima marcia, si sfiorano i 300 km/h e poi di nuovo grande frenata per questa piega a sinistra, molto impegnativa, bisogna viaggiare vicino ai muretti in questo caso, quindi un rischio attivo per il pilota per un eventuale danneggiamento delle sospensioni della monoposto. Una piega a sinistra, un altro dritto particolarmente veloce, poi una grande frenata, si scaricano tutte le marce fino alla seconda, sono cordoli molto alti questi di chicane e quindi anche in questo caso bisogna evitare l'impatto delle coperture e delle sospensioni contro cordoli particolarmente impegnativi e severi per l'assetto della monoposto. Piede completamente sul gas, si scarica di nuovo tutta la potenza del motore. Settima marcia con un rettilineo che di fatto varia leggermente la pendenza, poi piega a destra per il pilota che dovrà a questo punto seguire con grande attenzione la linea di percorrenza. Un altro dritto importante, tante curve, asfalto molto sconnesso, quindi è una situazione che va a destabilizzare l'assetto della monoposto e ruba aderenza alle coperture nei sobbalzi. Sotto al ponte si viaggia di seconda a terza marcia, anche in questo caso un'altra chicane che è molto impegnativa perché sono tutte curve cieche con guardrail particolarmente alti e poi una piega a sinistra che mette sul rettilineo di partenza, curva composta dove anche in questo caso bisogna viaggiare con un arco di curvatura unico.